Sì. Sì, ci siamo ormai retrocessi, poi chissà, forse magari un ripescaggio come l'anno scorso, magari forse dopo le ultime prestazioni, forse anche meritato, le ultime tre partite ci siamo divertiti, anche stasera abbiamo fatto una bella partita, 3-3 fino a un minuto alla fine, poi una distrazione nostra, prendiamo un gol stupido da fuori e vincono loro, però contento delle ultime partite, stiamo cercando ragazzi ecco, nuovi per quest'anno per fare un bel gruppo, o sicuramente De Angeli farà la 2, poi non so se qualcuno magari succede che non si iscrive o lascia il gruppo che è, magari veniamo ripescati, rifaremo la Serie A sempre come abbiamo fatta con i nostri doveri fino alla fine, siamo sempre presentati, sempre partite giocate a testa alta e questo credo che ci faccia onore. Chi conosce il De Angelis sa che non molliamo mai, stasera credo di averlo dimostrato forse anche in campo stasera. E, qua, De Angelis è questo, è una famiglia e cerca sempre di tenere un gruppo e il sottoscritto vuole bene a tutti i ragazzi che poi vengono. Beh, stasera abbiamo visto Paternostro Jacopo che è bravissimo, un ragazzo molto giovane, sinistro, ben dotato e Sartrano sicuramente farà parte da Rosa. E Gamboni sì, tra l'altro padre è ex macellaio e siamo colleghi diciamo. Cosiddetto Elfettina, detta alla romana, sì. No, Gamboni veramente fino all'anno scorso stava a Rosa con noi, poi anche lui si impegni calcistici a 11, poi può venire sempre poco e quest'anno è passato di là, va bene così, tanto come si dice, le amicizie, forse mi conoscono tutti a Lega, ormai mi conoscono tutti, sanno che persona sono, credo di essere una brava persona, anche perché poi questo pure è una bella famiglia e dove mi permette sempre di essere generoso un po' con tutti. È difficile essere cattivi, anche se poi durante l'anno è normale che poi ti arrabbi. La famosa venetta mi esce pure a me, così. Ok, grazie e complimenti davvero a Roberto De Angelis. Grazie. Bene, vado, allora mangio bene, mangio carne buona, mi alleno tutti i giorni, ci tengo, non fumo, non bevo. Ecco, la cosa più bella che ho è il calcio, naturalmente prima la mia famiglia, però ci tengo a tenermi in forma tutti i giorni. Sì, stasera faccio un bel salvataggio, un altro pochino segno pure, facendo anche una bella rincorsa dalla mia porta, però va bene così, mi fa piacere poi giocare con tutti i ragazzi, ancora si migliora, 44 anni si può ancora migliorare. Grazie.